presentato da... Buonasera a tutti quanti, benvenuti alla 18ª puntata di Calcio di Rigore, ultima puntata dell'anno e quindi una conduzione col botto questa sera perché io sono qui ma accanto a me ho la mia compare, la mitica Silvia Pedini. Buonasera Jenny, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Silvia, ma Daniele Emanuelli? L'abbiamo legato e è imbavagliato, è legato e imbavagliato. Un cassettone, lo spederemo anche per mete, non sappiamo dove. No, assolutamente, in realtà stiamo scherzando. Daniele è qui con noi e in realtà dirige. Esatto, ci sta dirigendo da dietro le quinte, però insomma per quest'ultima puntata dell'anno abbiamo pensato di farvi gli auguri io e Silvia, ma non da sole. No, assolutamente non da sole, no. perché quest'anno questa puntata, però per il prossimo anno potrebbe essere un'idea. Anzi, fateci sapere se vi piace questa cosa, facciamo una votazione. Lanciamo il sondaggio. Ben 3 donne. Tre. 3 donne. Chi è la terza? Vai Silvia. La terza è al tuo fianco, Ed è qui. Corinne. È la Stella, La bella, Corinne bellissima Stella. Corinne Stella. Ciao Corinne, Ciao, buonasera a tutti, saluterei anche Daniele dietro le quinte. Come si sta là dietro? Lo sentiamo borbottare, non lo so, si sentono delle voci ogni tanto. Corinne, allora grazie per essere qui con noi innanzitutto, è un piacere per me condurre con te e la Silvia. Anche per Giacomo Alpini che... Esatto, ma adesso introdurremo, esatto, vai pure Corinne. Introduciamo i nostri ospiti, abbiamo il nostro Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Roberto D'Altri. Buonasera. E infine Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti, ciao a tutti. E ne approfitto anche per ricordare il numero per interagire con noi che è 333 60 94 299, potete trovarci anche alla pagina Facebook Calcio di Rigore. Scriveteci quindi durante tutta quanta la puntata, leggeremo i messaggi, vedo che lo stanno già facendo, ma come sempre siccome abbiamo tantissime immagini, insomma tantissime cose da farvi vedere e tantissime cose da commentare, io partirei subito molto velocemente, andrei a vedere che cosa, prima ancora di introdurre i nostri ospiti, così li facciamo entrare proprio subito nel vivo. Tra l'altro stavano parlando proprio di questo girone qui. Appunto, poco prima di entrare in onda stavano parlando tanta proprio di questo. chiacchiera, tante cose da dire, adesso voglio vedere adesso facciamo così Silvia, leggiamo i risultati della Serie D Girone D, così poi chiediamo appunto ai nostri ospiti di che cosa stavano parlando prima di entrare in onda. Esatto Jenny, partiamo se dalla regia. Alfonsine Mezzolara 0-1, Breno Mantova 1-2, Calvina Sport Forlì 3-0, Ciliverghe Mazzano Fanfulla 1-4, Correggese Fiorenzuola 2-3, San Maurese Sasso Marconi Zola 3-3, Savignanese Crema 0-1, Sporting Franciacorta Progresso 2-2, Vigor Carpaneto Lentigione 1-3. Allora, questi sono i risultati appunto della 17ª giornata e Corinne, io ti chiamo subito in causa perché come ha giustamente detto Silvia, San Maurese Sasso Marconi è finita 3-3, un punticino per la San Maurese. Sì, e a questo punto io parlerei con Giacomo o con Roberto. Chi è più preparato? Sulla San Maurese. Stavamo proprio discutendo su questo girone, perché ieri è stata una giornata che per le romagnole non è stata molto felice. Tu giustamente hai rimarcato questo 3-3 che è l'unico punto arrivato in Romagna. In Romagna, perché invece il Forlì, anche la Savignanese, più la Savignanese che purtroppo è in fondo a questa classifica. Ne parlavamo proprio con Roberto, sappiamo che a Savignano non molleranno sicuramente, però c'è molto da lavorare, c'è molto da cercare di invertire questa rotta, perché i gol se ne fanno pochi, si subisce. Erano anche entrati sul mercato, però non è cambiato niente. Sì, ma bisogna vedere che tipologia di mercato, perché a Savignano la squadra non è che si è fatta con delle cifre esorbitanti, giusto dei giovani, ma giustamente prima Corbetto mi ha fatto notare una cosa che effettivamente ha ragione.
Se facciamo un paragone con le altre squadre di questo girone, molte sono al nord, hanno un bacino di giovani, di molte squadre di Serie A, quindi riescono a recuperare dei giovani interessanti. Qui a Savignano, ma in Romagna, giusto Roberto, ne abbiamo un po' meno, quindi... Sì, no, questa cosa qui però, diamo a Cesare quello che è di Cesare, è un'osservazione giusta che ha fatto Franco De Falco, giusto, il direttore generale della Savignanese. Ma che condividiamo. No, io non ci avevo pensato, ma ha ragione lui diceva guarda che le Lombarde, a parte il fatto che partono dal presupposto di avere potenzialità economiche superiori alle nostre, ma quando vanno a pescare i giovani hanno in Lombardia 4 società di Serie A, Milan, Inter, Atalanta e Brescia. Noi abbiamo qui in Romagna in questo momento società di Serie C, anche con le loro difficoltà, quindi la differenza è notevole. A parte il fatto che qui si tratta solo di potersi salvare, perché tanto il campionato l'ha già vinto il Mantova. No, certo no. Le altre devono solo cercare di mantenere la categoria, quindi... No, ma... Esatto, adesso andiamo a vedere anche la classifica, quindi... Nessuna delle romagnole, ma neanche purtroppo, in un sogno, in un incubo, volta, ha mai pensato di poter forse vincere questo campionato. Cioè, qui le romagnole non solo vincono il campionato, ma addirittura la Champions League o la Coppa Intercontinentale se si salvano. Okay. Giustissimo. È già il massimo. Non... Allora, ma già il Forlì bisogna rimarcare che sta facendo un gran bel campionato. Sì, 9 risultati utili consecutivi, ieri ha interrotto questa striscia. Ha interrotto questa striscia. Comunque, scusa, è una brevissima parentesi che diciamo si riallaccia al discorso di prima. Il Calvina ieri ha fatto esordire, credo, 2 o 3 nuovi. L'attaccante che ieri ha messo giù una doppietta arrivava dal Feralpi Salò, Serie C2. Ecco, questo per dire che effettivamente cosa possono fare loro e cosa noi in Romagna non possiamo fare perché non ci sono più le risorse. Visto che abbiamo nominato la classifica, Corina, andiamo a leggerla? Sì, ci siamo. Allora, Mantova 41 punti, Fiorenzuola 35, Mezzolara 31, Fanfulla 30, Lentigione 29, Correggese 27, Forlì 25, Progresso 22, Calvina Sport 21, Sporting Franciacorta 21, Breno Crema 20, Sasso Marconizzola 17, Samaurese 16, Vigor Carpaneto Alfonsine 15, Ciliverghe Mazzano 13 e Savignanese 12. E questa insomma la classifica, come dicevamo, insomma poco bene per le romagnole che insomma non stanno facendo una gran bella figura, ma noi abbiamo i gol, quelli delle romagnole poco perché non segnano. Vediamo il servizio dei gol delle romagnole impegnate nel girone D. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. 17ª giornata di campionato di Serie D Girone D, il Forlì è sconfitto nettamente dalla trasferta di Calvina per 3-0. Venendo all'immagine a nostra disposizione, il Mezzolare espugna il campo dell'Alfonsine grazie alla marcatura di Sala arrivata al 49esimo. Con lo stesso risultato si impone il Crema in casa della Savignanese in virtù della rete siglata da Giosu al 10° della ripresa. Spettacolare pari tra San Maurese e Sasso Marconi, con gli ospiti che passano avanti con Grazam al 20° minuto. 2 minuti più tardi Draghetti porta gli ospiti sul doppio vantaggio. Costantini al 36esimo riapre i giochi per la San Maurese, mentre nella ripresa al 1° minuto è Merciari a trovare il gol del pari. San Maurese che ribalta la situazione incredibilmente al minuto 65 con Nicoli, ma si fa raggiungere da Draghetti all'86esimo direttamente dagli 11 metri. 3-3 il finale. Perché spariscono i giochi. Eccoci di nuovo in studio. Allora insomma questi erano i risultati per quanto riguarda il campionato di Serie D e Girone D, però noi ci interessiamo come sempre anche del Girone F perché c'è una squadra in particolar modo che ci interessa. Prima però andiamo a leggere il prossimo turno prima di chiudere appunto con il Girone D. Lascio la parola sempre a Che si Corina. giocherà nel 2020. Già, Prossimo anno turno nuovo, 5 gennaio. 5 gennaio. preparatissima, io non lo sapevo. Prestissimo tra l'altro. Sì, Prima del prestissimo, girone di ritorno. Sì, il giorno prima della Befana.
No, è anche la prima del girone di Di ritorno. ritorno, Ma sì, l'anno scorso finita era l'andata. così presto, perché è presto comunque, no? L'anno scorso mi sembra che fosse il È 6, slittata, perché il vero? 6 È era... caduto qua, è caduto. No, ricomincia sempre così presto perché qui ci sono playoff e playout. Cioè, Esatto. quando Esatto. finisce il campionato non è finita la stagione, quindi devi accelerare. Benissimo, allora adesso andiamo con il prossimo turno, andiamo a vedere che cosa accadrà, così poi ci tuffiamo nel girone F. Esatto. Savignanese Correggese, Ciliverga Mazzano Crema, Vigor Carpaneto Fanfulla, Breno Fiorenzuola, Sporting Franciacorta Forlì, Calvina Sport Mantova, Samorese Mezzolara, Alfonsine Progresso, Lentigione Sasso Marconi Zola. E questo insomma è quanto accadrà nell'anno nuovo, nel 2020. Invece torniamo nel 2019 e andiamo a Esatto. vedere quanto è accaduto nel girone F. Aspettiamo che dalla regia, ecco, ci mandano il turno. Ma dalla regia sono celeri. Sono più lenta io poi con questi nomi, ragazzi, vi faccio ridere. Allora, Atleti Terme Fiuggi Notaresco 3-1, Chieti Avezzano 2-0, Città di Campobasso Vasto Girardi 3-2, Daniele me le scrive anche piccolissime, Monte Giorgio Vastese 1-1, Agnonese Porto Sant'Elpidio 1-0, Real Giulianova Tolentino 1-2, Recanatese Materica 1-2, Cattolica Pineto 2-1, Santa Giustese Jesina 1-2. E questo insomma è quanto è accaduto. Renzo, abbiamo visto che il Cattolica ha vinto contro il Pineto, diciamo che da pronostico non l'avrebbe detto nessuno. Sì, è vero, però io vorrei aggiungere che le romagnole non sono 3, sono anche 4, Sì. insieme anche il Cattolica. Giusto. Sono 4 squadre, Alfonsine, San Maurese, Savignano, la stessa Cattolica. Secondo me quest'anno per la romagnole è veramente notte fonda. Ritorniamo al Cattolica. Ieri il Cattolica ha tenuto una vittoria importante contro il Pineto e con questa vittoria probabilmente farà un buon Natale e ci crede, perché addirittura è a soltanto 2 punti dalla zona che veramente, diciamo, entra nei playoff, perché oggi come oggi il Cattolica e la Jesina sarebbero retrocesse, perché in Serie D, come sappiamo, retrocedono gli ultimi 2, mentre invece il Cattolico con la vittoria di ieri si è portato a solo 2 punti dall'Avezzano, però domenica, diciamo, quando si riapre il campionato, vuol dire il 5 gennaio nel 2020, al Stadio Calvi di Cattolica arriva proprio il Mattelli, che è la squadra che è in più forma del campionato, viene ottenuta ieri la 5ª vittoria consecutiva, perciò penso che il Cattolica avrà veramente difficile, però penso che in questo momento sta attraversando un periodo buono, forse importanti, sono arrivati anche degli acquisti, però Ma onestamente... a parte qualcuno, Renzo, Risitelli rimane o va via? Ma Ricitelli rimane, probabilmente è la forza del Cattolica, probabilmente se va via lui finisce anche Lo davano in partenza. Sì, però è un giocatore importante, anche ieri Ha segnato anche ieri, ha sì. fatto gol, perciò questa vittoria è importantissima, però ripeto, come ho detto prima, il 5 gennaio quando si riparte il campionato avrà ospite al Calvi proprio il Mattelli che in questo momento è la squadra migliore forte del campionato e ieri ha tenuto la sua 5ª vittoria. Sarà dura, però onestamente sarà difficile. Però ritornando al discorso dei giovani, è una cosa interessante, mi piacevano. Io faccio sempre i conti matematici, io ho sempre detto che in questi campionati giocano 4 giovani e per me non sono all'altezza di poter giocare in quarta serie. Perché dico questo? Perché se i allenatori sono buoni non c'è bisogno degli under, i allenatori se sono buoni li fanno giocare per forza, però è il regolamento che lo promette. Io dico soltanto una cosa, in un campionato di Serie D sono 17 squadre, 10 persone, sono 150 giocatori, moltiplicato per gli 8 gironi si parla di 1500 giovani. Per me la Serie A non raggiungono nessuno. Giusto. Finito il loro ciclo, tutti i giocatori che secondo me ritorneranno in prima categoria, in promozione, qualcuno in eccellenza, rimarranno in Serie D, però per loro non c'è un futuro. È un ciclo abbastanza normale, però mi viene da dire, nel senso che è fatica a far diverso, insomma è normale che sia così. Anche perché quelli bravi dalla primavera vanno in Serie C, non vengono in quarta serie, perciò i giovani che sono in quarta serie secondo me non hanno futuro. Finito il loro ciclo ritorneranno addirittura in prima, in seconda, in promozione, qualcuno in eccellenza. E questo è, questo è il futuro di loro. Esatto, e questo è. Allora, andiamo con la lettura della classifica. Corin, ti lascio la parola subito dopo, lanciami anche il servizio sui gol delle squadre. Perfetto.
Notaresco 43 punti, Matelica 34, Recanatese 33, Città di Campobasso 31, Montegiorgio 30, Pineto 27, Vastese 26, Agnonese 25, Vasto Girardi 22, Terme Fiuggi 21, Tolentino 18, San Giustese, Porto Sant'Elpidio, Chieti, Real Giulianova 17, Avezzano 14, Jesina Cattolica 12. Scusatemi, ritornando a questo campionato del girone F, il Notaresco dopo 14 partite ieri ha ottenuto la sua seconda sconfitta, veniva da 14 risultati utili. Caspita. E il Notaresco, sì. C'ha però un distacco dalla seconda che... Sì, infatti, appunto, esatto, poco ci si fa. Ora andiamo a vedere i gol delle squadre romagnole impegnate nel girone F. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. 27 gol nella 17ª giornata di Serie D Girone F. Andiamo a vedere le immagini in nostro possesso con 2 gol particolari. Per certi aspetti Chieti si aggiudica il derby abruzzese con l'Avezzano. In gol vanno Traini al minuto 35 del primo tempo e Siviglia al 64esimo della ripresa. Cade per la seconda volta in stagione, non accadeva dalla prima gara di andata contro il Vasto Girardi San Nicola Notaresco sotto i colpi del Fiuggi, anche se gli abruzzesi vanno avanti al 12esimo con Pomante. 6 minuti più tardi pareggio locale perviene per opera di Scalon, mentre nel finale succede davvero di tutto. Zaccone all'89esimo ed Andrea al 93esimo timbra un incredibile successo. Derby molisano da Cardiopalma, Campobasso avanti 2 gol nello spazio di 60 secondi, segnano prima Pistino al minuto 5, un giro di lancette dopo Zammarchi. Il Vasto Girardi rimonta con Kirimateng sul rigore al 19esimo e con Michailowski prima del tè caldo, minuto 45. Nella ripresa un infortunio dell'estremo ospite permetteva a Cogliatti di trovare il gol dei 3 punti. Un punto per parte tra Agnonese e Sant'Elpidio, molisani avanti a dischetto con Allegra, Maio pareggiava all'85esimo, ma gli ospiti sprecano anche un calcio di rigore. Il Tolentino sbanca Giulianova, Marchigiani avanti con Minozzi, pari a cura di Torelli per il Giulianova, gol vittoria che invece arriva per i marchigiani al 90esimo con Strano. Sfuma la vittoria della Vastese a Montegiorgio, passata avanti con Bardini ma raggiunta 2 dalla fine da Marchionni. Rizzitelli e Ferraro invece timbrano il successo del Cattolica sul Pineto, che non serve ad evitare l'ultimo posto in classifica vista la vittoria anche della Jesina, ma che fa ben sperare per il futuro e reca soprattutto morale. Per gli abruzzesi il gol della bandiera lo segna Pepe. 2-1 il finale. Ora, se Papen ci aiuta con le grafiche, passiamo a leggere il prossimo turno. Ok. C'è Daniele anche dietro. Allora, Real Giulianova Porto Sant'Elpidio, Città di Campobasso Avezzano, Recanatese Jesina, Cattolica Matelica, Montegiorgio Agnonese, Terme Fiuggi Pineto, Vasto Girardi Notaresco, San Giustese Tolentino, Chieti Vastese. E questo è il prossimo turno. Ieri nella San Giustese ha debuttato Bonaventura, ex Rimini. Oh, lo conosciamo e lo salutiamo anche. Ha debuttato perché... Era Foligno è il calciomercato, lui fino a 2 domeniche fa giocava a Foligno. Era infortunato, e ieri ha debuttato nella San Giustese, purtroppo ha anche perso. Vabbè. Allora, adesso passiamo al campionato di eccellenza. Sì, eccellenza girone B. Silvia, andiamo a leggere tutti i risultati. Diegaro Copparese 2-1, Football Cavaronco classe 0-0, Granamica Fiariccione 3-1, la Fiariccione cade. Marignanese Castenaso Calcio si è giocata sabato 3-0, Masi Voghera Castrocaro 2-1, Medicina Fossatone Argentana 2-2, Sant'Agostino del Duca Ribelle 4-0, Sampa Imola Tropical Coriano 3-1, Vadese Zola Corticella 1-2. Allora, abbiamo appena visto i risultati e abbiamo visto che le 2 grandissime, diciamo, del campionato hanno entrambe vinto. Corinne. Infatti abbiamo un pari merito tra Diegoro e Marignanese. Roberto, chi l'avrà vinta? Allora, guarda, io ieri l'ho chiesto a uno dei diretti interessati, perché a Cesena a vedere il Diegaro c'erano il direttore sportivo e l'allenatore della Marignanese. All'uscita abbiamo parlato un po' con Lilli
con Simone Lilli. Gli facciamo gli auguri, buon compleanno. Certo. Buon compleanno. È stato l'altro giorno. No, sì. pensavo il Natale, vabbè. Quelli li facciamo a tutti gli auguri. Beh, certo, no. Solo Lilli. No. Comunque parlavamo, diciamo che lui si aspetta, un po' come si aspettano in tanti, un arrivo un po' a testa. Con il Diegaro e forse c'è ancora qualcheduno che si può inserire. Comunque lui mi ha detto una cosa interessante, anche lui, perché gli allenatori, i dirigenti dicono quasi sempre cose interessanti. Dopo ti dico cosa ha detto a me quando gli ho fatto i complimenti. Lui mi diceva, alla ripresa, tra l'altro l'eccellenza ricomincia il 12, loro hanno queste 4 partite, Copparese, Classe, parliamo della Marignanese, e poi in serie, una dopo l'altra, Diegaro e Corticella, quindi 2 scontri diretti, per cui lui diceva, vedrai che probabilmente alla fine di gennaio non avremo una classifica definitiva, ma quasi. Però potrebbe prendere una forma. Cioè, vediamo come si esce da questi 2 Dicono scontri che a diretti. febbraio si vincono i campionati. Allora, comunque, dimmi no, Silvia, quando io perché gli ho dopo... fatto i complimenti, lui mi ha detto il bello viene adesso. Ecco, non è ancora e arrivato. su tutto ciò, io prima di fare un po' di domande su questo campionato a Giacomo, vorrei un attimo passare la palla a Renzo, che adesso mi apre una bella polemica, perché io a Renzo gli voglio dire, Renzo, il campionato ormai è finito, in base a quello che mi hanno detto? Ma io penso di sì. Non ci sono i playoff. Non ci sono i prof, io l'ho sempre detto e non voglio ripetere le stesse cose. Io penso che il campionato per alcune squadre ieri è finito. Io il Corticella, la Fiericione, questi giocano ormai fino a maggio per passatempo, non hanno più scopi di giocare, l'unico scopo è lanciare i giovani. Qui la federazione deve intervenire. Squadre come... Ma te l'aspettavi, Renzo, che il Del Duca Ribelle cadesse così Ma 4-0? sì, io ho sempre detto che le squadre più forti sono queste 2, vale dire il Diegoro e lo stesso Marignanese. Quando nel Diegoro ci sono giocatori come Radoi, Spadaro, Bernacci e il portiere Foirera, dall'altra parte il Marignanese, certo come Gadda, Domini, Sartori, giocatori che fanno la differenza. E per le altre squadre, il Corticella, Del Duca, lo stesso Granamica, la Fioricione che ieri ha perso, il Castenato Argentana, per ora il campionato è finito. Sei d'accordo, Giacomo? Io lo penso, giocheranno giustamente per fare qualche soddisfazione, ormai loro qualche punto e poi la salvezza è raggiunta. Senza i playoff, secondo me il campionato, ripeto ancora, non ha nessun senso. Voglio sapere da Giacomo se è d'accordo con te. In parte, nel senso che io vedo ancora il Corticella che può dire ancora la sua. Una delle tante. Il Del Duca forse lo vedo come la battuta che aveva fatto mister Montanari quando era qui, ho riflettuto dopo la partita di ieri, probabilmente lui intendeva questo, il mercato invernale gli ha tolto invece che dargli qualcosa in più, quindi la vedo un po' in difficoltà, però bisogna vedere se adesso arriva qualcuno che gli possa ridare quello che aveva perso, che stava perdendo. Per il resto io direi che sì, Diegoro e Marignanese se la giocheranno fino alla fine, ma io starei molto attento al Corticella. Allora, in base a quello che hai appena detto del Diegoro è arrivato un messaggio interessante, Silvia. Di Alessio, che salutiamo, c'è scritto: il punto forte della Del Duca Ribelle era la difesa, purtroppo adesso è il nostro punto debole, i risultati negativi si vedono. Evidentemente. Purtroppo sì, è andato via qualcuno di importante, quindi per il momento non è stato ancora rimpiazzato nei migliori dei modi e si sta vedendo. Peccato perché stava facendo un buon campionato e mister Montanari, sappiamo le sue capacità, poteva veramente dire la sua. Giacomo, male invece per il Tropical coreano che si trova al giro di boa al quart'ultimo posto. Male anche perché col distacco dei 7 punti in questo momento sarebbe retrocessa. Sì, esatto. Male perché i numeri sono veramente impietosi. Un attacco molto sterile, è la seconda peggior attacco, la difesa che prende gol e anche lì siamo tra le peggiori difese, quindi la vedo molto male, quindi in questo momento il Tropical coreano è in difficoltà, speriamo che alla ripresa ci sia una svolta, ma la vedo molto dura. Però la ripresa, la prima partita che ha è contro il fanalino di coda, il Castrocaro, e quindi diciamo che la squadra del presidente Marzi deve dare veramente il tutto per tutto e portare a casa
almeno quei 3 punti lì. Ah, sicuramente, anche perché se non dovesse fare il risultato pieno comincia a essere veramente preoccupante. Sono d'accordo. Invece stop della serie positiva della FIA Riccione, che è orfana di docente cade. E quanto è importante, quanto pesa docente in questa squadra, quanto la sconfitta può centrare con l'assenza di docente? Bravissimo, ho fatto una battuta prima di entrare nello studio, proprio ho detto Io questo. non l'ho sentita. Non l'hai sentita? No, Allora, ho detto proprio A questo. voi vi sembra che noi facciamo finta di niente, ma noi sentiamo tutto quello Ma io che questa dicono. non l'ho comunque- sentita. No, ma però loro sono peggio, dicono le donne che si mettono lì, no, a fare loro. No, loro sono peggio, sono peggio. Vai, No, Giacomo. comunque effettivamente avere un giocatore come docente conta molto, si dice che l'individualità non fa la squadra, però avere un attaccante come docente che in caso di problemi o nella giornata storta di qualcuno la può risolvere, credo che sia un bel appiglio per una società poi come la FIA Riccione. Peccato perché la serie di positiva durava da molto e stava risalendo, però speriamo che sia solo un piccolo stop. Adesso con la pausa, visto che dopo riprenderà il 12, ci può stare. Ci può stare, assolutamente ci può stare. Allora, ne abbiamo parlato praticamente abbondantemente, perché tra risultati e commenti la classifica, diciamo così, che l'abbiamo quasi letta, però andiamola a leggerla per bene dall'inizio alla fine. Vado Sì, io, già. Cori? Come vuoi. Classifica dell'eccellenza? Dai, Andiamo. vai. Allora, Diego Marignanese a pari merito 38 punti, Corticella 35, Del Duca Ribelle 32, Granamica 29, FIA Riccione 28, Castenaso Calcio 24, Argentana Medicina Fosfatone e Sant'Agostino 23, Sampa Imola 21, Copparese Vadese Zola 20, Masi Voghera 19, Tropical Coriano 12, Football Cava Ronco 11, classe 9 Castrocaro 8. Marignanese quindi al primo posto a pari merito, una Marignanese che sta andando veramente molto forte, che ieri ha vinto ancora, ha vinto contro il Castenaso. Allora andiamo a vedere il servizio. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. A San Giovanni Marignano la Marignanese in anticipo festeggia il titolo di campione d'inverno, seppur in collaborazione con il Diegano. La squadra di Lilli termina il giro di boa con una sola sconfitta all'attivo, miglior attacco del torneo con 38 reti realizzate, miglior difesa, solo 11 palloni raccolti da Azzolini in fondo alla rete. La vittima sacrificale si chiama Castenaso, è un dominio della Marignanese dal primo all'ultimo minuto, è un vero spettacolo vedere agli uomini di Lilli giocare in campo. Rivi fornisce le prime indicazioni, Sapori e Charlie in cattedra chiamando Mantovani al primo intervento. Lo stesso Sapori crea scompiglio consegnando a Sartori una chance per il vantaggio rimandato in pochissimi minuti perché Sapori piega così la resistenza ospite portando meritatamente in vantaggio i padroni di casa. Il Castenaso risponde con Viciani, Azzolini si fa trovare pronto nella deviazione, in contropiede Sartori macina chilometri ma pecca di lucidità, Mantovani blocca la sfera. Gaddi invece sull'altro lato chiama la deviazione in corner Mantovani. Nella ripresa i gol di carne secche da Cineteca, collo pieno con sfera indirizzata nell'angolino. Mantovani è battuto per la seconda volta. Il tiro avversario prosegue ma Sari si vede respinta alla propria conclusione da Mantovani che deve ripetersi su Torsani che lanciata a rete calcia proprio addosso a lui, disturbato anche da un difensore. Il tris d'applausi, pallone rubato a centrocampo da Gadda, apertura per Sartori che corre come cavallo pazzo fornendo arrivi, l'assist che l'attaccante spaccata sotto misura finalizza nei migliore dei modi. 3-0. Dominici prova anche su punizione, Mantovani devia in corner prima che afferri senza troppi problemi questo pallone consegnato in mano direttamente da Sartori. 3-0 in finale, Marignanese che si laurea campione d'inverno. E complimenti alla Marignanese che appunto si è laureata campione d'inverno, come abbiamo detto. Adesso stop per la Marignanese, ovviamente per tutte quante le altre squadre di eccellenza. Si tornerà a giocare il 12 di gennaio dell'anno nuovo e andiamo a vedere quali saranno le partite che si giocheranno.
Vadese Zola Argentana, Tropical Coriano Castrocaro, Sampa Imola del Duca Ribelle, Medicina Fossatone Castenaso Calcio, Sant'Agostino Classe, Marignanese Copparese, Granamica Corticella, Football Cavaronco Diegoro, Voghiera Fiericcione. Allora, prima di andare in promozione abbiamo veramente 15.000 immagini, poi tantissime cose da dire sia per quanto riguarda la promozione che per quanto riguarda la prima categoria. Oltretutto io e Silvia ieri eravamo proprio su un campo di prima categoria, abbiamo visto anche una bella partita e ci fermiamo un attimo. Dopo ve la racconteremo. Esatto, dopo vi racconteremo tutto, ma troppe ne abbiamo da dire, assolutamente, anche con i nostri ospiti. Il bello deve ancora venire, però adesso ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria. Rientriamo con i vostri messaggi, con la promozione, con la prima categoria, tra poco. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili, di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda.
IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Eccoci di nuovo insieme. Allora, come promesso, tra poco inizieremo a stromba tutto con la promozione, però prima facciamo un salto, un'incursione velocissima in seconda categoria, perché siamo in collegamento con il presidente del Villa Verrucchio, Stefano Mancini, perché il Villa Verrucchio questa sera sta festeggiando alla grande, perché ieri ha vinto il Natale al Rosso Pomodoro, c'è la festa con tutti quanti i giocatori, insomma la società, e allora ci colleghiamo velocissimamente per fare un saluto a tutti. Innanzitutto ben trovati, buon Natale Presidente. Buonasera, buon Natale anche a voi. Grazie mille Stefano. Stefano, ieri un'altra bella vittoria, io non c'ero purtroppo. Ieri è stata una bella vittoria, ma molto sofferta sinceramente, perché non ci aspettavamo un San Martino così tosto, invece è stata una partita molto combattuta. Invece però alla fine fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Sì. Esatto, con una bella doppietta avete portato a casa i 3 punti anche questa volta. Diciamo che insomma questo Villa sta dando delle soddisfazioni quest'anno, nonostante tante assenze. Tante assenze, ma fortunatamente abbiamo un gruppo molto compatto, anche numeroso, dico la verità, e ci stiamo togliendo delle grosse soddisfazioni. Ultimamente siamo in un buon periodo di forma e però il derby non si fa mai. Speriamo, adesso il 3-8, speriamo di continuare così anche nell'anno nuovo. Ma te l'aspettavi Stefano? Di la verità. Ma ci speravo, un po' meno dopo le prime giornate. Mi ricordo. Molta fatica, sì. Adesso sinceramente sono molto fiducioso, siamo in zona playoff. Vedo che a fine partita andate a fare dei grandi aperitivi per festeggiare, per caricarvi. Perfetto, quella è una cosa che non mancherà mai. Fate gruppo, servono, fa bene. Assolutamente sì. Il famoso terzo tempo. Perfetto, quella è una cosa che da noi non mancherà mai. In un modo o nell'altro ci siamo. Stefano, io ti volevo fare i complimenti perché, vabbè, al di là del fatto che adesso la partita si vede molto bene, perché da un paio di partite in casa a questa parte c'è anche la tribuna, quindi appunto le partite si riescono a vedere molto bene a Villa Verrucchio. È anche molto piacevole vedere la squadra giocare, insomma chi viene la domenica non si annoia assolutamente, anzi si diverte. Ci fa molto piacere, finalmente abbiamo avuto questa tribuna che aspettavamo da un po' di tempo, il comune è stato molto generoso, è venuta una cosa molto carina, quindi c'è tutto per far bene, per star bene. Quindi speriamo di continuare così. Io voglio fare i complimenti a questi presidenti giovani, perché tu sei molto giovane, insieme a te Alex Martino, Luca Scattolari, mi ricordo vi ho visto un triangolare quest'estate, 3 presidenti così giovani, è difficile trovarli, siete sulla buona strada. Grazie per il giovane. Anche vedendo la media di quelle delle altre squadre, diciamo che siete giovani. Ancora sì, ancora ci reputiamo giovani. Renzo, cosa gli vuoi dire a Stefano? Renzo, prima hai detto una cosa che, dai, insomma, diciamolo al Presidente. Presidente Mancini! Buonasera. Ciao, mi riconosci, però questo derby non si farà mai. Come no, ma mi ricordo la famosa domanda in diretta che mi ha lasciato un attimo con un po' di paura perché non sapevo cosa rispondere, ma stiamo andando bene tutte e due e quindi chissà, magari... Ma al prossimo anno, dai! Vediamo, dai, vediamo. Non mi sbilancio.
Stefano, guarda, io ti ringrazio moltissimo per il collegamento. Ti chiedo a nome di tutti quanti noi, mio, di Silvia e di tutto quanto il resto dello studio, esatto, di salutare tutti quanti, il mister, i ragazzi, e continuate Se volesse raggiungere, siete al Rosso Pomodoro a Rimini. Esatto. Perfetto, vi aspettiamo assolutamente. Esatto, assolutamente, e buon proseguimento. Grazie mille, e buone feste a tutti, ai telespettatori e a voi in studio. Grazie mille, ciao Stefano. Grazie, ciao. Ciao Stefano, ciao. Allora, adesso come promesso andiamo in promozione perché insomma ieri c'è stato un gran bel turno, la 17ª giornata si è giocata e allora faccio partire Corin con i risultati. Faenza 2M 3-1, Bellari Giammarina Gambettola 1-1, Pietracuta Bolognese 3-0, Reno Russi 1-0, Sant'Ermete Bagnacavallo 0-0, San Pietro Fossoghiaia 8-2, San Pierana Torconca 0-2, Vismisano Cervia 2-1, Nova Feltri Gatteo 1-4. Allora, i gol non sono mancati così, direi, di Roberto, cioè abbiamo avuto un 8-2, io pensavo fosse stato un errore all'inizio, cioè un 4-1 il Vis Nova Feltre, invece che ci interessa più da vicino, insomma ha preso ben 4 reti. Beh, adesso il risultato del San Pietro in Vincoli ieri sì, contro il Fossoghiaia conferma una volta di più che il Fossoghiaia è in grande difficoltà e sinceramente un po' dispiace. Non per non riconoscere i meriti del San Pietro in Vincoli, però dispiace vedere una squadra che subisce 8 gol. Non ci sono stati molti gol, ce ne sono stati pochi ieri pomeriggio a Bellaria, io me ne aspettavo 1 o 2 in più magari della squadra ospite, finita 1-1. No, te l'aspettavi dalla squadra ospite, a però... me mi ha stupito la battuta del resto del Russi, perché a puntata scorsa dicevano già papabile vincitrice del campionato, invece... Però attenzione, perché il Reno la settimana scorsa aveva battuto lo Sparta Bolognese, che in questo periodo però, dobbiamo ammetterlo, è un po' in difficoltà e quindi sta calando anche come posizione in classifica, e ieri ha battuto il Russi e quindi anche il Reno si sta rilanciando, adesso è a centro classifica, però fino a qualche settimana fa era in una zona rossa. E Renzo, di queste 3 squadre, Sant'Ermete, Bellaria e Nova Feltria, quale ha più chance di salvarsi secondo te? Giacomo, non l'ho fatta a te la domanda per ovvie ragioni che tutti capiranno. Esatto. Questa è una bella domanda, senza dubbio. Non è facile rispondere, però io rispondo con le mie statistiche. Un Bellaria ha subito 29 gol, difesa fragile, il Nuova Feltria 36, il Sant'Ermete il 38, ieri addirittura il Fossoghiaia con i 8 gol addirittura è arrivato a 43 gol. Queste non sono squadre di calcio. Ecco, siamo onesti. Però tra le 3, quando quando una squadra subiscono questi gol c'è poco da parlare. Lì qualcosa si è sbagliato, o in partenza o in arrivo. Al Bellaria sappiamo già che però, cosa. Onestamente, dicendo questo, rispondendo alla tua domanda che mi sembra interessante, di queste 3 squadre, voglio dire il Sant'Ermete, il Bellaria e il Nuova Feltria, vedo qualche chance, forse in Nuova Feltria, con gli ultimi arrivi acquisti diciamo, del calciomercato. Diciamolo. Adesso sappiamo all'ultimo momento l'esonero di Mugelese, l'allenatore del Nuova Feltria, non sappiamo chi sarà il sostituto, però onestamente di queste 3 squadre, in base, io parlo in base agli acquisti di mercato fatti negli ultimi tempi, forse il Nuova Feltria ha qualche chance in più, però quando queste squadre subiscono addirittura 29, 36 e 38 gol c'è poco da sperare, addirittura hanno anche i peggiori attacchi, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, però diciamo il Nuova Feltria la vedo un po' avvantaggiata. Mi dispiace per Alpini, ma quando una squadra subisce 29 gol e ne ha fatti 20, dove vuoi andare? Allora, lascio un attimo fuori Giacomo, dopo ti do tutta la possibilità di replica, però volevo chiamare, scusa un attimo. No, volevo dire, ma scusate, Nuova Feltria è esonero o dimissioni? Perché io ho letto che si è dimesso Mugellesi. Si è dimesso o si esonerà? Questo non lo so, però ho letto dimesso. La nota ufficiale dice che c'è stato le dimissioni e quindi noi prendiamo per questa nota ufficiale. Si
Si è dimesso, Almeno però attenzione, questo è stato detto. Si è dimesso Mugellesi. Io oltre anche questo delle dimissioni di mister Mugellesi direi che Nova Feltria però ha perso anche una pedina molto importante che è Narducci, che è andato nel campionato interno centrocampista veramente ottimo, che è andato nel campionato interno di San Marino, quindi è vero che ha cambiato molto, però questa perdita, e poi ha sempre fuori Willy Muratori che l'anno scorso ha tolto tante castagne dal fuoco, esatto, un grandissimo giocatore. Ma questi ormai sono giocatori che, mi dispiace a dirlo, hanno fatto il loro tempo, nei loro confronti hanno una carta d'identità alquanto spietata. Beh, però e questo però a volte Renzo l'esperienza in campo, l'esperienza sì, ma quando non viene il fiato e non viene le gambe, dove vai andare? Ma non ci salvi nessuno, gli under no, perché sì, va bene, gli under c'è un nostro telespettatore che dice: l'assessore Palmiro Cangini, signor Renzo, sei uguale, anche l'ha parlata, no? Che è Cangini? No, l'assessore Palmiro Cangini, dopo... Paolo Cevoli, il personaggio di Paolo Cevoli. Esatto. Invece Roberto, ottimo campionato per il Pietracuta che ha chiuso l'anno col botto. Sì, ma 3-0 come dicevamo tra l'altro la sconfitta di ieri del Russi, che è arrivata un po' inaspettata, ha riaperto un po' i giochi davanti. Campionato non credo finito, anzi penso che ci sia parecchio da dire, anche se nel complesso probabilmente il Russi come rosa ha qualche cosa di più, però c'è tutto un girone di ritorno da giocare, quindi adesso noi magari a volte i campionati li vogliamo chiudere esatto. a novembre-dicembre, ma finiscono a maggio, quindi ci vuole un po' di pazienza. Giacomo. Una nota positiva io direi che è quella del Gatteo. Il Gatteo è una neopromossa e sta facendo veramente un gran bel campionato. Adesso non guardiamo solo la partita di ieri che ha vinto con un 4-1 fuori casa, ma io l'avevo vista in altre occasioni, sia a Cervia e sia col Bellaria, ha veramente una rosa buona. È un attacco che mi piace molto, anche se c'è qualcosa da migliorare forse dietro, però la vedo veramente una buona squadra che sta facendo un gran bel campionato. Io direi anche il Torcon, che è lo stesso Misano, esatto. Il Torcon è secondo e terzo in classifica, c'è un attaccante, c'è l'attacco più forte del campionato, se non vado errato il Torcon in promozione, e davanti c'è un attaccante come Padolini che fa la differenza. Esatto, infatti sono assolutamente d'accordo. Allora, abbiamo parlato poc'anzi appunto delle Nova Feltria, ma subito, pochissimi secondi fa, con il nostro Giacomo del Gatteo. Allora a questo punto direi di andare a vedere il servizio e la sintesi di Nova Feltria contro Gatteo. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. A Mazzoli di Sant'Arcangelo Nova Feltria deve assolutamente tirarsi fuori dalle sabbie mobili di classifica di fronte alla sorpresa di questo torneo come neopromossa il Gatteo. Gli ospiti viaggiano a ritmo alto avendo tra le proprie file diversi elementi interessanti. La dinamicità di Niang associata a quella di Endai crea scompiglio alla retroguardia locale. Nova Feltria che risponde lanciando Barducci ex Gambettola nell'11 titolare. Arbitra la gara Moschella della sezione di Bologna, gialloblu partono forte dando già il bersaglio a quarto con Alessio Balducci. Il suo diagonale risulta velenoso ed efficace, ben angolato che non lascia scampo l'ex Granata Castagnoli. 1-0 per il Nova Feltria. I padroni di casa sfiorano il raddoppio. Luzzi mette sul fondo un traversone per la testa di Barducci che non impatta nel migliore dei modi e quando il Nova Feltria si scompone commette i soliti errori. Qui Alimei viene lasciato inspiegabilmente solo, libero di portare palla e mirare l'angolino laddove Romani non può arrivare. 1-1 e nuovo equilibrio in campo. La reazione Nova Feltria previene da calcio piazzato. Mezzagur chiama la deviazione in corner Castagnoli che deve ripetersi sull'assolo di Barducci. L'attaccante porta avanti il pallone e poi scarica in bocca al portiere, mentre il Gatteo dall'altra parte sfiora il vantaggio con Niang, Romani in superlativo. La punizione Alimei mette di poco al lato, mentre Mezzagur abilmente si procura un rigore generoso. L'ha descritto lo stesso attaccante, spiazza Castagnoli ma trova in linea superiore a negargli la gioia del gol, ma la beffa è dietro l'angolo. Nell'altra area questa volta viene fischiato il penalty a favore dei Gatteo, ma gli ospiti a differenza dei rivali non sbagliano portandosi in vantaggio con Alimei, anche se Romani intuisce la traiettoria.
Endai vuole da subito il tris, ma Romani c'è e si fa trovare pronto anche in questo caso. Novafeltria anche sfortunato, questa girata in aria trova Castagnoli ben appostato, sulla ribattuta Luzzi invece trova l'opposizione del muro difensivo ospite. Nella ripresa Endai segue l'azione di Camillini tramutando in gol il passaggio finale del compagno 1-3 e questa è una mazzata tremenda per il Novafeltria che non riesce più a rendersi pericoloso dalle parti di Castagnoli anche se si tenta di fare quel che si può. Invece dall'altra parte Romani è costretto agli estremi per evitare un passivo più pesante intervenendo su Niang. Di Filippo è entrato nella ripresa l'occasione per riaprire i giochi ma calcia alto. Endai cerca di sfruttare questa punizione battuta velocemente, Romani ci mette una pezza e sempre dallo stesso lato a porta sguarnita Fiori si divora il poker, ma a rimediare all'errore del compagno ci pensa Gobbi che seguendo la solo personale del compagno in un 2 contro 1 confeziona il poker decretando la fine dello spettacolo. Game over al Mazzola, sosta sacrosanta per il Novafeltria per riordinare le idee. Per i Gatteo 28 punti che sanno di bravura, squadra che gioca a calcio divertendosi e divertendo. Allora, siamo di nuovo in studio, proprio mentre stavamo guardando il servizio del Novafeltria abbiamo visto che ci sono arrivati diversi messaggi da Novafeltria. Iniziamo a leggerne qualcuno, Silvia. Adesso aspettiamo le dimissioni del cosiddetto direttore sportivo del Novafeltria. Da quando è arrivato con i suoi acquisti del mercato di riparazione ha collezionato 3 sconfitte consecutive, una marea di gol subiti e peggio di tutto guastato il gruppo della squadra. Beh, impietoso abbastanza questo messaggio, insomma, sì, c'è della polemica. Ricordiamo ancora una volta che il mister si è dimesso. Qua ci chiedono un'altra cosa, buonasera. Renzo, te lo chiedo a te, l'attaccante Zamble, ancora della Marignanese, Francesco da Sassuolo, non so se l'ho pronunciato bene, Zamble, penso che sia il ragazzo di colore che aveva fatto la penultima partita 2 gol, se non sbaglio, sì, vero Roberto? È rimasto, mi sembra che sia rimasto e anche se quello che penso io è anche un ottimo giocatore. Non è rimasto. Dalla regia ci dicono che è partito. Che è partito, se n'è andato, ok, questa è una novità, sì. Esatto, allora possiamo rispondere esatto al telespettatore che... Però è un ottimo giocatore, ecco, per quello. Ecco. Quello sì. Per quello che ho visto io è bravo. Del Novafeltria cosa ci dite? Ne abbiamo già parlato appunto dopo queste dimissioni in base a questa polemica sul direttore sportivo. Logicamente una piazza calda come quella di Novafeltria, quando i risultati non arrivano e malgrado questa mini rivoluzione, perché c'è stato in atto una mini rivoluzione difficile, nel senso adesso bisogna vedere chi arriva come mister e che condizioni trova della squadra, perché se effettivamente un messaggio da casa ci arriva che dice che l'ambiente non è più così sereno, vuol dire che c'è qualcosa di grosso. Adesso bisogna che il mister che arrivi riesca a riprendere sia il lato fisico, tecnico, ma soprattutto anche mentale, quindi è un bel compito, ma le capacità, le possibilità ci sono, perché siamo a metà campionato. Assolutamente, quindi... manca tutto il girone di ritorno, perciò appunto c'è tutto quanto il tempo. Per quanto riguarda il mister, qualche nome è già stato fatto, non lo possiamo ancora dire anche perché non c'è niente di certo, tutti i nomi di corridoio, quelle voci che escono, eccetera, eccetera. Però qualche nostra conoscenza potrebbe essere chiamata in campo. Ritornando, scusatemi, ritornando al Novafeltria, forse il Novafeltria è partito anche un po' in ritardo, perché la squadra che è stata addirittura ripescata all'ultimo momento. Probabilmente gli addetti ai lavori, oppure il direttore sportivo, lo stesso allenatore, non hanno lavorato nel loro tempo. Sono probabilmente rifiutare a una promozione, probabilmente alcune squadre hanno rifiutato, mentre invece il Novafeltria ha detto di no. Forse anche questi giorni, però secondo me forse è stata anche questa la mancanza di risultati a Novafeltria. Giusta osservazione Renzo, assolutamente. Allora abbiamo parlato anche delle Pietracuta e che ha finito l'anno insomma in bellezza, trascorreranno sicuramente un bel Natale. Allora andiamo a vedere la sintesi di quanto è accaduto tra Pietracuta e Sparta Castel Bolognese. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453.
Albini di Pietracuta, punti importanti in paio. I padroni di casa devono difendere la seconda piazza. Lo Sparta Castel Bolognese, dopo un periodo di appannamento, cerca un rilancio. I rossoblù ospiti arrivano infatti da un pareggio e una sconfitta, e Pietracuta invece da una grandissima prima parte di stagione. Fregnani deve rinunciare dai varisti Golinucci. Dall'altra parte lo squalificato Mosconi deve sopperire all'assenza di Bonetti. Mordini non ha meglio, parte nell'11 iniziale. Arbitra la gara il signor Cola di Cesena, che è adeguato da Canto di Rimini e Medri della sezione di Cesena. L'avvio di marca ospite, ci prova in due situazioni Bruno Piticchi. Leardini si fa trovare pronto in ambedue le occasioni. Lo Sparta Castel Bolognese rischia di farsi del male da solo quando da questo innocuo traversone di Fabbri Fratti e Mularoni non impattano il pallone, che sbatte sul palo e per poco non coglie impreparato Bentivoglio, costretto a recuperare il posizionamento tra i pali. Il primo acuto di Fratti arriva a 14esimo, ma il bomber scarica in bocca Bentivoglio. Due situazioni analoghe capitano tra il 19esimo e 23esimo. Qui Bruma serve Tomasini, che viene steso da Bentivoglio. L'arbitro stoppa l'azione per fuorigioco. 4 minuti dopo Fratti anticipa Mordini, che lo tocca da dietro, sarebbe nuovo rigore, ma l'arbitro fischia un altro fuorigioco. Bruma inizia a prendere confidenza con la porta, la conclusione termina alta, mentre gli ospiti pervengono al tiro direttamente a calcio piazzato. Leardini non corre pericoli, ma la partita assume sempre più un monologo assoluto. Fratti scalda nuovamente i guantoni a Bentivoglio. Infine Bruma, lanciato a rete davanti all'estremo ospite, pecca di freddezza. Finale di tempo di marca ospite, Mainetti inventa per Placci, che di testa mette al lato. Squadra a riposo sullo 0-0, con la squadra di Fregnani che sente che può colpire ma deve armarsi di pazienza. Menicucci chiama alla presa Leardini ad inizio ripresa, ma sarà solo un lampo seguito da un calcio piazzato di Pirozzi respinto a pugni uniti da Leardini. Da questo momento in poi lo Sparta Castel Bolognese esce di scena. Bruma, lanciato nuovamente in profondità, spara addosso a Bentivoglio, mentre il tiro di Tomassini viene fermato prima da Bentivoglio e infine dal fuorigioco chiamato. Pietracuta che gioca anche di fino. Fratti prova la conclusione a giro, nulla da fare. Sembrerebbe un pomeriggio stregato quando Tomassini si pone al centro un assist non raccolto da nessuno dei compagni. Invece la gara si sblocca quando Masini pennella al centro per la testa di Mollaroni, che batte Bentivoglio nell'angolo alla sua destra, andando a festeggiare con la panchina, Fregnani incluso, il vantaggio che sa tanto di benedizione in una gara che non vedeva premiati i grandi sforzi dei rossoblù sotto porta. Pietracuta che a questo punto vuole il raddoppio. Bruma spara in curva, a seguire Fabbri che deposita la sfera di poco a lato, e quando in area arriva l'ennesimo cross, Mularoni ha il tempo di stoppare e calciare la sfera. Bentivoglio alza sopra la traversa, gol rimandato di un giro di lancette dalla bandierina. Bentivoglio respinge corto sul piede di Tosi, che ben appostato mette i titoli di coda al match, gelando gli avversari ancora in partita. Alla domenica di gloria manca Fratti, i compagni lo cercano insistentemente, la sfera di entrare non vuol saperne. Al tris ci arriva Tazibai, è bravo a rimanere in gioco su questo tiro di Tosi sporcato sui propri piedi. Da due passi trafigge Bentivoglio e decreta finalmente la fine dei giochi. Saltano di gioia gli ultras, che continuano a festeggiare. Fratti vorrebbe regalare loro la quarta gioia, ma Bentivoglio dice no, replica su punizione ed infine su questo tiro. Il Pietracuta vince, convince, si diverte e si gode il secondo posto in graduatoria, a 3 punti dalla capolista Russi, uscita sconfitta dal turno odierno. Un girone d'andata da incorniciare, ma guai a dire ad alta voce che si punta al salto in eccellenza. È proprio vero, un girone d'andata da incorniciare per il Pietracuta. Ci scrivono anche da casa: dai, forza Pietracuta, avanti così. E Sofia, la piccola grande tifosa, che insomma lo scrive. Adesso restiamo in promozione perché è l'ora di parlare delle Bellaria. Tra poco infatti chiameremo in causa anche il nostro Giacomo Alpini, che non vede l'ora lì che frigge. Ma prima di farlo parlare verrà interrogato da Corino, oltretutto già lo anticipo. Andiamo a vedere quello che è accaduto ieri tra Bellaria e Gambettola. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. Al Nani si affrontano due squadre in zona rossa di classifica. Il Bellaria Marina 1956 ha bisogno di punti per distaccarsi da Bagnacavallo 2M Nova Fetia. Il Gambetto, dopo alcune partenze, si mette leggermente a riparo con un +2 che non lascia sicuri, e non a caso la partita risulta vincente fin dalle prime battute, con i neroverdi che rimarranno in 10 dal 28esimo del primo tempo, con l'espulsione rimediata a Berardi causa proteste. Il Bellaria Marina 1956 invece riscopre la vena realizzativa di Bellavista, sempre più decisivo nelle ultime gare per che riguarda le individualità degli
gli adriatici che al pronti via vanno subito alla battuta dalla bandierina con una sponda in direzione Facondini, l'attaccante di testa mette al lato, ma la risposta del Gambettolo è terribile per i padroni di casa. Rigoni porta palla tra i piedi ed esegue un gran tiro che lascia di sasso Forastieri. 1-0 per gli ospiti che festeggiano a loro modo la marcatura, ma non c'è neppure il tempo di rientrare per difendere il vantaggio che il Bellari Giamarina 1956 perviene al pareggio con Bellavista. Il folletto va via in velocità e davanti a Dallara non sbaglia. 1-1 e ristabilita la parità in campo. E ancora Bellavista a rendersi pericoloso, la sua discesa viene trasformata per poco attraverso una deviazione in rete, il pallone sbatte sulla traversa per poi essere raccolto da Dallara. Lo stesso portiere è chiamato a nuovo intervento sul tiro di Facondini, infine di piede respinge l'ennesima incursione di Bellavista. La partita si accende quando Berardi viene scaraventato a terra, recrimina e viene allontanato anzitempo per proteste. Il Gambettola rimane in 10 uomini, si chiude a riccio e il Bellaria sfrutta solo la punizione. Marighini calcia alto, l'ultima chance arriva dall'affondo di Lelli, ma Perazzini arriva in ritardo. Il Bellaria dovrebbe fare la partita, ma fa l'inizio ripresa il Gambettola. Lelli, vera spina costante, mette al centro per Bacchini che si divora un gol facile. Lo stesso Lelli impegna così Forastieri. È la volta del Bellaria, il tiro di Zanni è lento e prevedibile, Marchini invece stoppa la sfera ma non riesce a dare precisione al tiro. Sull'altro lato Lelli ha il pallone del vantaggio ma viene chiuso ottimamente dal reparto difensivo locale. Il Gambettola a questo punto esce di scena e sale in cattedra del Bellaria, il tiro di Ceccarelli sbatte sul palo, il giocatore serve poco dopo un assist al bacio a Bellavista, tiro centrale, mentre Dallara deve superarsi sul tiro di Zanni rifugiandosi in corner. Dalla bandierina il colpo di testa di Zanotti sbatte sulla traversa, Dallara vola anche sul tiro dalla distanza di Facondini. Chiude il capitolo azioni Valentini dalla distanza per la facile presa di Dallara. 1-1 in finale con il Bellari Giamarina 1956 che appunto avrebbe meritato qualcosa in più. Il Gambettola, seppur in 10 unità, gioca una buona partita sfiorando all'inizio ripresa in 2 occasioni la marcatura. Sono arrivati un'infinità di messaggi, veramente tanti, adesso li leggiamo tutti, però prima, come promesso, cedo la parola. Allora Giacomo, non vedevi l'ora di essere interpellato, di la verità. È vero. È successo tutto in 4 minuti, raccontaci un po' questa partita. Che detta così. Ti dirò, guarda, purtroppo è successo tutto in 4 minuti, nel senso che io avrei voluto vedere anche qualcosa dopo, però purtroppo non c'è stato. 86, dici? Sì, dai, cioè non erano i primi 4 minuti, no. Però dal 20° siamo arrivati fino al 90°, anzi oltre il 90° senza riuscire a portare a casa quei 3 punti che ad occasioni ci potevano anche stare, anche se devo ammettere che il Gambettola non ha rubato nulla, anzi ha fatto la sua giusta, onesta partita e in 10 ha messo in difficoltà anche alcune volte il Bellaria, quindi onore a questo Gambettola che tutti davano per ormai remissivo perché alcuni giocatori sono andati via e invece alla fine ieri è stato in partita fino all'ultimo e ha meritato questo punto, però è un'occasione per il Bellaria che forse andava sfruttata meglio. Le occasioni ci sono stati, un po' di sfortuna con 2 traverse e un palo, ma bisogna essere un po' più incisivi in attacco. Forse la mezza battuta che ha dato Renzo ci sta per l'attacco e effettivamente si fa un po' fatica. Roberto, sei d'accordo con quanto detto da Giacomo, soprattutto relativamente al Gambettola? Io voglio essere molto obiettivo, meritavamo di vincere 8-2 come il San Pietro. Lo sapevo, ti ho chiamato apposta, Spinta al cuore per Giacomo. Io non l'ho vista e quindi mi devo fidare di quello che dice Giacomo. Abbiamo un derby in studio, Abbiamo avuto un derby in studio ieri, meno male che non eravamo insieme perché sennò finiva a botte. Pareggio in campo e in tribuna a box vincevo io. No, non c'ero, non l'ho vista, mi fido, un pareggio in trasferta è un buon risultato, giocare in 10 per oltre un'ora ti mette in difficoltà, quindi per il Gambettola può essere un buon punto. Purtroppo c'è il problema che manca da un po' la vittoria e speriamo di ricominciare dalla prossima, ecco. Dall'anno nuovo quindi. Speriamo.
Allora, prima di passare alla promozione Marche, ci sono arrivati tanti messaggi. Allora, auguri di buone feste allo staff in studio e a tutti i telespettatori e tifosi da tutta la società del Gabice Gradara. Grazie mille al Gabice Gradara, li salutiamo, ma adesso arriviamo da voi, che ne abbiamo di carne al fuoco. Poi c'è un nostro sponsor, Paganini Starter Green, complimenti per il triplete che avete fatto in studio con 3 donne, una più bella dell'altra. Grazie. Aggiungerei anche simpatiche. La Silvia non è mai contenta la Pedini, ragazzi, è una donna incontentabile. Perché belle, simpatiche, brave, dura, il triplete è questo, belle, simpatiche. Forza Reno, ieri grande vittoria con una squadra di grandi nomi, ma la Reno con i suoi giovani è riuscita a dare una bella lezione di calcio. Infatti no, lo sottolineiamo, sì. Perché effettivamente settimana scorsa lo Sparta, questa settimana il Russi, quindi bisogna darne atto. Ha ragione il nostro telespettatore. E poi sempre su Nova Feltria, scusate ma la chiamate piccola rivoluzione a Nova Feltria, 8 giocatori su 11 titolari. È una discreta rivoluzione assolutamente. Allora, per quanto riguarda la promozione Romagna, il prossimo turno si giocherà il 12 di gennaio e diamo un'occhiata velocissimamente al prossimo turno. Anche se da qui a spero che il Faenza si calmi un attimino, perché sta arrivando da una serie positiva di risultati che... E il Bellaria dove va a giocare? A Faenza. Ecco. Quindi spero che veramente s'abbuffi di panettoni, pandori. No, lascia Corin. Corin, come legge lei non legge nessuno. Esatto, vai Corin, leggiamo il prossimo turno, così dopo andiamo subito in promozione Marche. Torconca Bagnocavallo, Sant'Ermete Cervia, Reno 2M, San Pietro Sparta Bolognese, Vis Nova Feltria Fosso Ghiaia, Pietracuta Gambettola, Vis Misano Gatteo, Faenza Bellari Giamarina, San Pirano Russi. E questo è il prossimo turno, quanto accadrà nell'anno nuovo, precisamente le 12 di gennaio, però adesso... E come promesso andiamo in promozione Marche, perché ragazzi questa puntata altrimenti non la chiudiamo più, abbiamo tantissime cose, tra cui la cosa che mi preoccupa di più, già ve lo annuncio, è la sintesi di Mondaino contro Hazard. Mi sembra la maratona di Mentana. Sì, esatto, brava. Maratona di Mentana. Allora, Corin, io faccio continuare sempre te con quanto è accaduto, lo stiamo già guardando in sovraimpressione nella promozione marchigiana. Ci siamo, allora, Cantiano Calcio Urbino, Filottranese Vigor Castelfidardo, Lorenzini Valfoglia, Mondolfo Passatempese, Olimpia Marzocca Camerano Calcio, ma in tutto questo non sto leggendo i risultati. Chiedo scusa. Vabbè, ma è classifica? No, stavo leggendo. Io sono avanti, capito? Allora rifacciamo, chiedo scusa. Scusate, è la mia vicinanza. Poi dovete sapere che Corin... Allora, noi ci interessa del Gabice Gradara. No, basta, ragazzi, vi richiamo all'ordine. Allora, Corin. Giacomo Alpini mi sta confondendo la Corin, che è bravissima, perciò... Perché gli stavo raccontando del bellissimo galà di Natale del Bellaria, doveva essere partecipe anche lei, ma purtroppo impegni lavorativi l'ha lasciata lontano e gli stavo raccontando tutto. Bravo, mi ha lanciato un assist, il prossimo anno se volete per le vostre feste, presentazioni, io, Jenny e Corin siamo a vostra disposizione, chiamateci pure, dopo lascio il mio numero. Vai Corin, vai con i risultati. Ora ci sono veramente. Ok. Cantiano Calcio Urbino sospesa, Filottranese Vigor Castelfidardo 0-1, Lorenzini Valfoglia 2-1, Mondolfo Passatempese 1-2, Olimpio Marzocca Camerano Calcio 1-0, Osimana Moia Vallesina 2-2, Osimo Stazione Gabice Gradara 1-1, Villa San Martino Biagio Nazzarro 1-1. Questi erano i risultati per quanto riguarda la promozione Marche. Andiamo anche subito a vedere la classifica prima di andare a vedere la sintesi del Gabice Gradara. Classifica: Biagio Nazzarro, Gabice Gradara 28 punti, Vigor Castelfidardo 27, Urbino 25, Osimo Stazione Moia Vallesina 22, Filottranese 21, Passatempese, Valfoglia, Osimana, Villa San Martino 18, Mondolfo 17, Lorenzini 16, Olimpia Marzocca 15, Cantiano Calcio 14, Camerano Calcio 5. Grazie mille Corin. Allora vediamo insomma un Gabice Gradara che è lì in cima alla classifica, pari merito con il Biagio Nazzarro, tutte e due a 28 punti. Ieri le Gabice ha giocato in casa dell'Osimo Stazione. Allora andiamo a vedere la sintesi, dopodiché Renzo Baldisserri ce ne dovrà raccontare delle belle, quindi la sintesi.
A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Ad Osimo Stazione va in scena per l'ultima ed andata una delle partite più importanti di giornata. Da una parte Gabicce Gradara che arriva da 8 partite senza il segno X, frutto di 7 vittorie e una sconfitta, dall'altra la squadra meno battuta del torneo assieme alla Filotraniese con una sconfitta all'attivo. L'Osimo Stazione che vanta anche il record di pareggi questa stagione con quello di Eno, la Casella X e Sala quota 10, squadre che si dividono alte curiosità e Gabicce Gradara è la squadra che ha mandato a segno ben 13 giocatori in rosa. L'Osimo Stazione ferma al secondo posto assieme all'Urbino quota 10. Alla vigilia gli ospiti devono rinunciare a capitano Sabatini, sostituito da Costa al centro della difesa, mentre nel ruolo di terzino spazio l'ex gambetto la Buda. In avanti la scelta cade su Bacchielli, preferito Donati Rosselli, che si accomodano in panchina. L'avvio del match vede questa punizione di Bastianoni sulla quale un giocatore di Gabicce Gradara va a terra protestando per una trattenuta. L'Osimo Stazione crea la prima palla a gol al minuto 16 quando Calvigioli mette alto. La risposta è Gabicce Gradara affidata alla conclusione della distanza di Bastianoni, anche questa fuori misura. Gli spazi sono pochi, le squadre cercano nuovamente la soluzione della distanza. Al 29esimo l'episodio che manda su tutte le furie i padroni di casa. Marconi lanciato a rete viene stoppato così da Costa. I biancoreri vorrebbero l'espulsione del centrale difensivo e recriminano per un rigore non concesso. Un primo piano durante il montaggio ci permette di scovare il momento in cui Marconi viene toccato da Costa. Un altro replay a velocità ridotta ci mostra anche il posizionamento del numero 3 ospite, trattasi di Buda, che è l'unico a supportare Costa ma non è in linea con il compagno. Tuttavia gli uomini di Menghini insistono quando Martiri mette al centro per la corrente Calvigioni. Il numero 8 alza la mira ma sicuramente risulterà tra i migliori del match assieme proprio a Martiri e Clementi. Ma sull'altro versante al 33esimo Gabicce Gradara passa. L'assolo di Bastianoni è premiato dal seguito di Fabri che in area di rigore tratta il pallone quel quanto che basta per indovinare l'angolo vincente. Premiato in questo caso il numero 11 ospite, bravo a seguire il compagno Bastianoni, il migliore a nostro avviso dei Gabicce Gradara. La replica dell'Osimo Stazione è a cura di Cavilletti, Celato blocca senza problemi. A 43esimo Gabicce Gradara alla chance del raddoppio, Bastianoni appoggia per Bacchielli che porta avanti il pallone ma nell'allungo si scontra contro Bottalusso in uscita e non riuscendo dunque a calciare. Quadra riposo sullo 0-1 tra qualche protesta. Nella ripresa Gabicce Gradara ha 2 chance per chiudere il match quando Bastianoni serve un delizioso babà grassa e rosso-bruno sembra vero che il centrocampista non inquadri lo specchio della porta. Successivamente da una punizione di Grassi Passeri di testa sfiora il raddoppio ma sulla ripartenza uno scivolone proprio di Passeri scaturisce il gol del pari locale. Clementi corre dannatamente scaricando il pallone in direzione porta. Celato ci mette una pezza ma non trattiene con l'attaccante che accompagna con i piedi i palloni in fondo al sacco. 1-1 tra la gioia dei supporters locali che vedono materializzarsi il pareggio. La squadra di Menghini ci crede, da punizione non trova deviazione vincente sotto misura, mentre dall'altra parte Bastianoni viene scaraventato a terra in piena area di rigore da Severini, ma anche in questo caso Belli non interviene. Bastianoni allora prova a fare quello che gli riesce meglio, attraverso a cercare Ciamaglia, la cui volley termina alle stelle. È la volta di Grassi che, resistendo a una carica, non trova più la coordinazione necessaria per incidere come vorrebbe. Bastianoni viene portato al tiro dalla distanza. L'Osimo Stazione invece si rigetta in avanti, l'inserimento di Martiri per poco non viene premiato. Finale ancora più ricco, Grassi delizia la platea con il numero dei suoi e fa gridare a gol, pallone fuori di un nulla. E quando Martiri dimostra perché tra i migliori in campo, a negargli la gioia dei gol ci pensa un super Celato con un intervento prodigioso. Il Gabicce Gradara tira il fiato e l'Osimo Stazione punge dannatamente. Il tiro di Staffonani gela la retroguardia rossoblu con l'ultimo acuto finale che arriva dalla bandierina ma la mira è da rivedere. 1-1 in finale, Gabicce Gradara che si laurea campione d'inverno assieme alla Biagio Nazzaro, aspettando che l'Urbino possa o meno accompagnarli in graduatoria per via del recupero col Camerano. Allora, abbiamo visto la sintesi di questa partita, appunto finita 1-1, il Gabicce Gradara che si laurea campione d'inverno, una partita con tante occasioni, insomma una bella partita che il Gabicce Gradara gioca bene, lo sappiamo, però io Renzo entro subito con una domanda a gamba tesa. In questo Gabicce un difetto ce l'ha? Ma il difetto lo potrebbe anche avere. Una capolista 17 gol non ne può subire, però ci sta. Ecco, io sono un fissato, perché io ho sempre detto che quando non subisci tu arrivi lontano. L'unico difetto negativo, probabilmente, questo Gabicce Gradara, troppi gol, subite 17 gol per una capolista. Però veniamo ad altro.
Veniamo ad altro, esatto, soprassediamo. Passiamo alle tue le hai fatte te le interviste, Renzo, del dopo gara? Sì, ce l'ho fatta io. Che domande, Silvia, che domande. Andiamo a vederle. Andiamo a vederle allora, forza, le interviste. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Una partita che sapevamo difficile, però l'avevamo interpretata bene, abbiamo provato a giocare, quando abbiamo giocato a calcio l'abbiamo sempre messa in difficoltà. Questa è una squadra che ha nella determinazione, nell'aggressività la sua arma migliore, però io penso che alla fine come occasioni forse abbiamo avuto qualcosina in più noi. E c'è né rammarico né delusione, siamo soddisfatti di questo punto, è ovvio che potevamo sicuramente portare a casa il risultato pieno in quelle occasioni sull'1-0 che abbiamo avuto, che magari la partita cambiava. Nicolò, questo è un punto preziosissimo perché se consideriamo gli Amarcord sempre nel periodo prima di Natale, questa partita sembrerebbe maledetta per il Gabicce Gradara, eppure oggi avete sfiorato la vittoria, quelle 2 palle gol all'inizio ripresa che potevate chiudere il match e poi vi siete fatti raggiungere purtroppo. Sì, come hai detto te, l'ultima partita dell'anno è sempre particolare. Io mi ricordo l'anno scorso che perdemmo col Barbara in casa e oggi è un punto molto prezioso perché l'Osimo Stazione secondo me è una grandissima squadra con grande grinta e anche delle buone doti tecniche, secondo me, molto carismatico, allenata bene dal loro allenatore, quindi io personalmente sono molto contento di questo punto. Purtroppo bisogna pure analizzare un attimino gli episodi che noi di solito cerchiamo sempre di stemperare, di strammatizzare. Il calcio è uno sport e basta, insomma, quindi però poi quando vedi certi episodi ci fa un po' rimanere con l'amaro in bocca, perché obiettivamente, a detta di tutti quelli che erano qui, oggi ho visto delle cose che non ho mai visto, insomma un rigore che poteva esserci o non esserci, ma l'espulsione, se non dai rigore, l'espulsione è proprio solare, è netta, è limpida, è sotto gli occhi di tutti, quindi dà fastidio. Se poi tu dici il primo tempo hanno giocato meglio loro, ma se erano in 10 come sarebbero dovuti essere, non so come si metteva la partita. Io ringrazio i miei che ce l'hanno messa tutti come sempre, e poi il secondo tempo abbiamo tenuto botta, abbiamo pareggiato, abbiamo preso un palo, abbiamo legittimato questo pareggio che secondo me in questo caso sono 2 punti persi, però va bene così, va bene così. Roberto, stavamo commentando che insomma abbiamo visto le immagini, non aveva tutti i torti, giusto il tecnico dell'Osimo Stazione? No, aveva ragione in pieno, perché il fallo era iniziato fuori area, quindi non era calcio di rigore, però ci stava l'espulsione perché l'attaccante era un passo davanti ai 2 difensori, è stato messo giù all'ingresso dell'area, chiara occasione da gol, ci voleva il cartellino rosso, aveva ragione, poi evidentemente l'arbitro ha sbagliato. Renzo, tu eri lì, hai visto la partita, hai visto l'episodio, sei un arbitro, dici la tua. La partita non l'ho vista, ecco, non ero Osimo. Ah, non eri Osimo. Non posso dire niente, ho visto delle immagini. Le immagini, hai visto le immagini, dalle immagini il fallo c'è stato, ma però l'arbitro l'ha interpretato in quel modo lì. Io contro gli arbitri purtroppo come ex arbitro le do sempre ragione. Se l'arbitro ha visto così ha fatto bene, ecco. Ma ritornando alla partita del Gabicce Gradara, se vogliamo dire qualche cosa, è una squadra che secondo me merita ampiamente questa posizione. Su questo non ci piove, ragazzi. Adesso lo dimostra su 8 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 22 gol fatti, il secondo miglior attacco. Poi se non vado errato, le ultime 9 partite ha fatto ben 21 punti, 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Penso che campione d'inverno a questo Gabicce Gradara è veramente un avvenimento storico. Se lo merita tutto, assolutamente. Storico, in compagnia della Biagio Nazaro. Poi non è detto questo, perché lo stesso Gabicce Gradara sta attraversando un momento buono, e anche in semifinale di Coppa Italia. Buono. Ecco, diciamo anche questo, e proprio in semifinale a febbraio incontrerà di nuovo proprio la sua più grossa antagonista, vuole dire di nuovo la Biagio Nazaro. Però onestamente il Gabicce Gradara è pronta per fare il salto di qualità, perché a Gabicce Gradara si mangia bene, c'è la società, si mangia bene, la prima cosa, si mangia bene, si mangia bene, c'è la società, e ci sono le strutture, e ci sono i giocatori della squadra. Allora, di tutto questo è il nostro, è pronta per fare il salto di qualità. Di tutto questo il nostro Renzo Baldisseri ha parlato anche con il direttore sportivo Maggi e con il presidente Marsilli. Allora andiamo a sentire le interviste.
Maggi, una cosa importante, te l'aspettavi questo campionato? Beh, diciamo che dentro di me c'era la convinzione che potevamo fare bene e se potevamo migliorare un po' la situazione dell'anno scorso, però è normale che essere primi in classifica sinceramente è una cosa che mi sorprende, però mi fa felice, questo sì. A questo punto ci credete? Ma noi continuiamo, come dice anche il mister, a guardare partita dopo partita e logicamente tenere i piedi in terra, lavorare, avere rispetto di tutti e paura di nessuno. Calciomercato non si è parlato, la squadra è competitiva questa? La squadra secondo noi è competitiva, ma con questo non vuol dire che se capita qualcosa di interessante dove riteniamo che possa completare la rosa sicuramente ci muoviamo. Penso che forse all'inizio non se l'aspettava di essere in vetta a questa classifica. No, sinceramente di essere in vetta no, però di poter fare un anno buono, quello sì, perché comunque conoscevamo i valori della squadra, del gruppo e quindi andavamo abbastanza con una conferma certa, diciamo, quindi non di essere in vetta, però non è che disdegna, si sta bene, si sta bene. Non ci sono le vertigini? No, non ci sono le vertigini, l'importante è stare sereni, godercela senza sentire troppe pressioni perché non ci sono, la società non le sta mettendo ai ragazzi, quindi lo dobbiamo vivere come ci siamo arrivati, con serenità, gestendo risultato dopo risultato, partita dopo partita, rimanendo in un clima di divertimento e poi quello che sarà si vedrà. Dipende tutto dai ragazzi, però se fanno bene come hanno fatto fino adesso sono convinto che ci possiamo divertire. Lei divertirsi cosa intende? Divertire, intendo venire agli allenamenti, vederli sorridenti, vederli che il gruppo è coeso, che hanno voglia di stare al campo, che i dirigenti mi stanno di fianco in ogni cosa e ci avviciniamo ogni giorno per parlare di nuovi progetti e discutiamo come in tutte le cose, quindi quello per me è il divertimento. La società sportiva deve essere questo, diversamente potrebbe diventare un lavoro e non deve esserlo se lo fai con lo spirito con cui lo facciamo noi, che è proprio un hobby. Quindi. Però lei presente ha dimenticato una parola, eccellenza. Beh, l'eccellenza, Gabice Mare è l'eccellenza delle Marche, no? Come turismo, come paesaggio, abbiamo il San Bartolo, abbiamo un'ottima struttura sportiva, la nostra è una struttura di eccellenza per l'ospitalità turistica sportiva. L'eccellenza è un qualcosa di importante, sicuramente facciamo calcio, facciamo sport, quindi un minimo di ambizione ci deve stare, però dico che le cose vanno fatte passo passo. Ripeto, bisogna godersela senza troppe pressioni, perché se poi deve diventare un pallino fisso è quella volta che non fai niente, quindi sappiamo che potrebbe essere un qualcosa che Eccoci, allora andiamo a rotta di collo perché ci manca pochissimo, dobbiamo fare ancora una categoria intera, perciò andiamo subito a vedere i risultati, vai. Roccofreddo Spornicciolo 1-1, Granata Delfini Rimini 3-3, Mondaino Asar Accademia Calcio 4-4, Polisportiva Sala Alta Valconca 2-2, Riccione Atletic Poggio 1-0, San Vittore Verucchio 3-0, Stella Morciano 0-1, Villa Marina Perticara 3-2. Allora andiamo, come dicevamo, velocissimamente. C'erano nelle nostre telecamere per quanto riguarda la partita tra Mondaino e Asar praticamente 8 gol, non abbiamo chiuso un servizio, quasi l'integrale della partita. Andiamo a vedere. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Nella giornata in cui il segno X entra di diritto in vigore nella schedia del Totocalcio, pareggiano Granata, Spontricciolo, Perdi Verucchio, mentre ci annullano la vicenda Mondaino e Asar, non riuscendo ad approfittarne. A Mondaino assisteremo a un match con due squadre che esprimono un bel gioco, come usava dire Berlusconi, si divertono a vicenda. Errori che in prima categoria possono starci, specie in difesa, ma con il contributo filmato di Paolo Arcangeli vediamo le azioni salenti di questo match. I padroni di casa in maglia verde vanno alla battuta con Baffioni, pallone alle stelle. Dall'altra parte, al primo vero a fondo, la Asar passa. La discesa di Pieri viene ostacolata da Mancini. Trattasi di penalty. Dagli 11 metri Marchionna spiazza Cangini. Non c'è neppure il tempo di festeggiare. Guardate l'immediato pareggio del Mondaino. Palla al centro, si riprende, tocca all'indietro per Baffioni. Apertura in avanti a cercare lo scatto di Lazzari, il quale va fino in fondo e segue una finta per liberarsi per poi emettere questo traversone al centro, dove di testa Federici non perdona. Con i Bomber tra i giocatori più rappresentativi del Mondaino e della categoria, che ha qualcosa da dire verso i contestatori. Ma se di Bomber affermati si parla, il duello a centrocampo tra i due numeri 4 viene vinto da Michele Baffioni. Suggerimento per Girometti, quale appoggia per Pagnini, tiro a giro sporcato da Mauri ma non trattenuto. Via a nuovo vantaggio locale, 2-1 per il Mondaino.
ma il pareggio arriva tra le proteste dei padroni di casa che recriminano per un fuorigioco su questo lancio in avanti di Bologna a cercare Sogos solo soletto, libero di raccogliere e battere Cangini, 2-2 tra 1000 proteste. Da punizione Federici mette a lato, Larsen invece replica sfiorando prima la marcatura quando Angelini pesca Ciabatta, la cui conclusione è di facile presa per Cangini, ma il portiere ospite deve alzare bandiera bianca quando Angelini dalla stessa mattonella dove aveva eseguito l'assist un attimo prima inventa un diagonale di precisione assoluta, imparabile per l'estremo locale, 2-3 e anche per lui che per tratti lineari a livello di viso e capigliatura assomiglia ad Aquilani, esultanza con contestazione. Federici si riprova da calcio piazzato, ma nulla da fare. Nella ripresa il Mondaino perviene al pareggio, la discesa di Pagnini viene premiata con tanto di gol finale e via alla nuova esultanza. Federici su punizione chiama Mauri alla presa, ma quando Girometti allarga in destinazione Lazzari, il ragazzino esegue un movimento liberatorio per la conclusione che batte Mauri. 4-3, nuovo sorpasso ed esultanza tutta colorata. Come del resto il gol dell'Assar che sotto gli ultimi raggi emessi da sole prima del tramonto trova il pareggio con una punizione micidiale di Marchionna, palla all'incrocio dei pali. L'ultimo tentativo è ad opera di Vannucci, bloccato da Cangini. Finale 4-4, due squadre belle con diverse individualità interessanti che escono tra gli applausi del pubblico presente. Abbiamo visto l'8-8 tra Mondaino e Asar, salutiamo anche i tifosi delle Mondaino. Sì, ciao Luca Pagnini. Esatto. Sei scarso. Ecco pure. Invece noi ieri eravamo a Villamarina, io e la Silvia, sì. Io munita di telecamera, ho ripreso il 3-2. Noi facciamo anche questo, non stiamo solo qui ma riprendiamo, scriviamo, annotiamo, andiamo esatto. nei campi in mezzo al fango. Sì, perché ieri il campo era un po' pesante, esatto come tanti campi. Abbiamo visto appunto Villamarina Perticara, la partita è finita 3-2, ha vinto il Villamarina che ha portato a casa l'intera posta in palio, una gran bella partita. Il Perticara secondo me non ha assolutamente demeritato e non merita nemmeno la posizione che ha in classifica. Una buona squadra, io ho visto una buona squadra e dà onore al merito al Villamarina che invece è riuscita a portare a casa il risultato grazie a una bella doppietta di Bianchi, ma anche all'MVP, quello che secondo me è stato l'MVP del match, un ragazzo giovanissimo in campo, Loranzini, veramente bravo. 2002 veramente bravo, c'è un leone in mezzo al campo. Allora andiamo subito a vedere il servizio di Villamarina per il palio. Gruppo Italia SRL, via Andrea Costa 111, Sant'Arcangelo di Romagna. A Villamarina va in scena un match dedicato a due neopromossi di questo girone. Il Perticara deve assolutamente fare il risultato per tirarsi fuori dalla zona rossa di classifica e Villamarina per distaccarsi dalla possibilità di essere risucchiata nel vortice rosso. L'inizio di padronanza locale con una doppia occasione capitata all'inarrestabile Bianchi, collaborazione con Lorenzini. Un salvataggio sulla linea e un retropassaggio volontario provocano la punizione che sblocca il match. Il tiro di Bianchi gera la resistenza ospite che non può opporsi. Passano una ventina di minuti e i padroni di casa pervengono al raddoppio. Grazie al solito assolo di Bianchi con un gran tiro sigla il 2-0. Sembrerebbe già la fine dei giochi, invece Perticara con il solito Girardi risponde presente e riapre il match. La conclusione di Magrini viene respinta sui piedi di Girardi che segue i tappi vincente. Nella ripresa Lorenzini approfitta di un errore clamoroso di Balducci, portando nuovamente a +2 la distanza sull'avversario. L'esultanza di Lorenzini è incontenibile, ma il Perticara non molla. Fattore a terra Verardi, direttore assegna il penalty che Manenti trasforma. Il finale vede il Villamarina arrivare al tiro con Mantovani, mentre Lorenzini si guadagna il rigore che potrebbe decretare la fine del match, ma Bianchi si lascia ipnotizzare dall'ottimo Balducci che aveva già parlato rigore del Fini Marecchia 2 settimane prima. Lo stesso portiere deve ripetersi su Salvatori, mentre all'ultimo respiro la punizione di Manenti viene respinta in corner da Guerra. Il Perticara affonda al penultimo posto in graduatoria. Natale decisamente sereno per il Villamarina, trascinato da un super Bianchi. E questo è il servizio del Villamarina, ripeto, una bellissima partita. Poi per fortuna aveva smesso di piovere, bella realtà, c'è anche tutta la curva. I tifosi del Villamarina grandissimi, li salutiamo alla grande. Abbiamo due messaggi, c'è indiscrezione di mercato per il Nova Feltra, potrebbe essere Zanini il nuovo allenatore del Nova Feltra? Acqua fuoco, no, lo smentiamo, è non una nostra non è lui. conoscenza, Esatto. ma non è Zanini. Non è Zanini, anche se Zanini, bravissimo allenatore, merita
tanti palcoscenici. Vabbè, siete stupende ragazze, augurissimi di cuore a voi, buone feste, vi abbraccio forte. Sabrina Barlocco Saccomani. Noi Grazie. Ti salutiamo. Ma gli auguri sono solo per voi tre? Sì, certo, solo per Solo- noi solo e per- noi li no. ricambiamo. Ricambiamo noi di cuore gli auguri. Allora riportiamo Manuelli. Sì. No. Allora sono per tutti gli auguri, sono per tutti. Io rinuncio agli auguri e starei così, comunque. Tanto non ci sente Daniele. Non ci sente, no, Daniele non ci sente, non ci vede assolutamente. Allora. Allora, abbiamo sfiorato ampiamente, sì. quindi è il Dobbiamo momento di passare a salutare. Sport Up. Esatto, è il momento di passare a Sport Up, perciò voi rimanete lì inchiodati perché noi continueremo a stare qui e a parlare, ma di Rimini. Non saluto né Silvia né Corinne perché No. rimarranno qui con me. Abbiamo tante cose da dire sul Rimini. Esatto, assolutamente, però vado a salutare chi non sarà nella seconda parte, Giacomo. Ciao a tutti e tanti auguri a tutti. E forza Bellaria. E forza Bellaria sempre. Esatto, e salutiamo anche il nostro Renzo Valdiserri. Renzo. Cosa c'è? No, c'è, Roberto. rimane Roberto D'Altri, scusate. Auguri e saluti a tutti. Esatto. Tutti buon Natale. Voi rimanete con noi, a tra poco.